abbiamo 46 famiglie che non sanno più niente. A causa di problemi aziendali non riusciamo neanche ad arrivare a percepire la cassa integrazione straordinaria, perché a causa di un problema di ferie bisogna prima consumare le ferie, l'azienda sono 4 mesi quasi che non paga gli stipendi e i dipendenti sono pieni di problemi. Una situazione particolarmente complicata quella dei 46 dipendenti della ditta Berti di Tessera, oggi in presidio davanti a Villa Querini, dove hanno incontrato un rappresentante del Comune di Venezia per chiedere aiuto. La crisi del mercato immobiliare ha messo a terra la storica azienda di serramenti, la liquidità manca e i lavoratori da 4 mesi non vedono un centesimo. Ora la ditta è nelle mani di un commissario, la speranza è quella che un imprenditore interessato si faccia avanti, ma al momento all'orizzonte non si vede nulla. L'unica soluzione è che qualcuno possa riaprire l'azienda, rilevarla e magari di ridarci il nostro posto di lavoro, diciamo. L'unica cosa è quella. Chiediamo alle istituzioni di essere presenti all'avvertenza, invitano dalla Filctem CGIL. Per noi è fondamentale fare il possibile per salvare questa ditta e allo stesso modo è per noi necessario tutelare la parte lesa di questa vicenda, che sono i lavoratori e le loro famiglie. Adesso siamo qui a fare volantinaggio, a sperare che le istituzioni, qualcuno ci dia una mano, sperare che ci sblocchi questa situazione. Stiamo cercando di avvisare il più possibile affinché qualcuno di competente ci possa dare una mano, perché se no abbiamo 46 famiglie che dovranno andare a chiedere l'elemosina alla fin fine.